Il bambino ha tenuto questa scheggia nel suo collo per circa un mese. È questa la scheggia di mortaio rimossa a pochi centimetri dal cuore di Kirillo, bambino ucraino di 11 anni, grazie a un intervento di 6 ore eseguito dall'equipe dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia pediatrica dell'azienda ospedale Università di Padova. A guidare il team chirurgico Vladimiro Vida. Però fortunatamente siamo riusciti a estrarre la scheggia senza aver complicanze e abbiamo ridotto questa raccolta di sangue che era in espansione, che poteva ovviamente portare a una sofferenza del paziente. La chirurgia è stata esente da complicanze, per fortuna, la notte è passata bene, il paziente è già estubato, ha già parlato con il padre, è in buone condizioni, penso che dopo un paio di giorni di osservazione lo rimanderemo in reparto. È stata la ricostruzione in 3D delle strutture anatomiche a permettere all'equipe di studiare l'intervento passo passo. I medici sono fiduciosi che Kirillo, accompagnato in Italia dal papà e da una zia, si riprenderà nonostante per un mese abbia vissuto con un'emorragia al collo, rischiando la vita in ogni momento. Una chirurgia di guerra che Padova si prepara ad affrontare per dare una speranza a tante persone come Kirillo, che sotto quel colpo di mortaio ha perso la mamma e un cuginetto. Per fortuna noi non siamo abituati a questo tipo di chirurgia, ma dovremmo abituarci perché effettivamente stanno arrivando in particolare appunto da queste zone di guerra dell'Ucraina delle situazioni molto particolari, molto pesanti, come quella che è stata appunto illustrata, e Padova è pronta ad accogliere queste situazioni.